Immaginate questo, un attaccante che fa esplodere le difese come pochi, con 18 gol e 7 assist già in questa stagione, che lascia Bergamo per Napoli e diventa l'eroe che mancava per incoronare il nostro scudetto. Ademola Lookman, il fuoriclasse nigeriano dell'Atalanta, ha già detto: Napoli sarebbe il mio posto ideale. Ma il sogno di Giovanni Manna si realizzerà davvero. State attenti, perché questa potrebbe essere la bomba del mercato di gennaio. Ragazzi, il Napoli di Antonio Conte sta volando altissimo. Leader solitari in Serie A 2025/26, con 3 punti in una partita e una goleada per 2-0 all'esordio, grazie a un David Neres ispiratissimo che ha già segnato un gol e sta dimostrando perché è stato preso. In Champions League siamo tornati alla grande dopo il titolo del 2025 e la Coppa Italia è il nostro parco giochi. Ma il mercato non si ferma. Voci su Insigne che torna? Lasciate perdere, il Magnifico agli occhi puntati sulla Lazio e Manna è stato chiaro, niente ritorno adesso. Le priorità? Rafforzare il centrocampo, magari con 2 nomi, e la fascia sinistra è blindata con Noah Lang che sta brillando. Ma il grande sogno? Lookman. Il direttore sportivo coltiva questa passione da mesi e i contatti stanno già girando dietro le quinte. Veniamo ai fatti caldi. Ademola Lookman, 28 anni, è il re dell'Atalanta nel 2025, 18 gol e 7 assist in 34 partite, inclusa quella rimonta epica nella finale di Europa League dell'anno scorso che lo ha incoronato giocatore africano dell'anno. Dribbla come Kvaratskhelia nei giorni migliori, finalizza come Osimhen e ha la visione per gli assist che farebbe invidia a Politano. Dietro le quinte, Manna si è già incontrato con l'Atalanta offrendo Giacomo Raspadori più 25 milioni di euro, proposta coraggiosa, ma i bergamaschi chiedono 50 a 60 milioni e a gennaio non vendono. Lookman. L'estate scorsa aveva rifiutato il Napoli perché aspettava l'Inter, ma ora, con il nigeriano che dà priorità all'azzurro, le fonti dicono che sogna il calore di Napoli. Conte, il nostro allenatore campione d'Italia 2025, lo ha elogiato pubblicamente. Lookman porterebbe velocità e fame, perfetto per il nostro 3-4-3. Osimhen, in una recente conferenza stampa, ha scherzato: un fratello africano in attacco? Sarebbe fuoco puro. De Laurentiis, il presidente visionario, approva. Stiamo dando priorità a centrocampisti come Billy Gilmour, che purtroppo si opererà all'inguine e starà fuori fino al 2026, ma Lookman è il piano A per l'attacco. Sulla stampa italiana, la Gazzetta dello Sport la definisce trasferimento dei sogni, mentre il Corriere sottolinea che senza di lui l'Atalanta perde il 40% della sua pericolosità offensiva. Nel contesto Napoli, siamo imbattuti in Serie A? Con Ramani e Di Lorenzo come muro in difesa, 0 gol subiti all'esordio e Meret che para tutto. Ma infortuni come quello di Gilmour mettono in luce le fragilità a centrocampo, e Lookman potrebbe essere la carta jolly. Giocando a sinistra, libererebbe Kvaratskhelia per il centro e darebbe respiro a Politano. Curiosità. Lookman ha già segnato 3 gol al Napoli in passato, immaginateveli a nostro favore nella corsa al bis. Dal punto di vista tattico, Lookman è oro per Conte. In un 3-4-3 che ci ha già regalato lo scudetto, aggiungerebbe imprevedibilità sulla fascia sinistra, dove Land è solido ma manca il fattore decimo. Immaginatelo in combinazione con Lobotka a centrocampo, passaggi verticali che squarciano le difese come quelli di De Bruyne, che abbiamo appena preso a parametro zero. Impatto sulle prestazioni. Più 15% di expected goals a partita secondo i modelli Opta, che porterebbe il nostro attacco da 2,5 a 3 gol per gara. Proiezioni. Se arriva a gennaio, lottiamo per il tris in Serie A e andiamo avanti in Champions come nel 2025. Paragoni con i rivali. Nell'Inter di Inzaghi, Lautaro è a 12 gol, ma senza un'ala come Lookman arrancano nelle transizioni. L'anno scorso abbiamo perso contro di loro proprio per questo. Juventus. Vlahovic isolato, 0 assist come i 7 di Lookman. Persino il Milan, con Leao, ci invidia la profondità. Sviluppi futuri. Se l'Atalanta cede nell'estate 2026 a 50 milioni diventa un affare, ma ci sono Arsenal e Barca che girano intorno. Per il Napoli è ora o mai più. Un rinforzo così ci mette al livello del City di Guardiola in Europa.
In sintesi, Insigne. Passato. Lookman. Il futuro che può incendiare il Maradona. Napoli in cima, Conte al comando. Il 2026 sarà nostro. E allora, tifosi azzurri, Lookman con il cielo e il mare addosso? Sogno o realtà? Commentate qui sotto, sì o no. Mettete like se lo volete già a gennaio. Condividete col gruppo Fantacalcio e iscrivetevi al canale per altre bombe sul Napoli, attivate la campanella. Forza Napoli sempre!